Il quartiere Duomo è uno dei 4 quartieri che concorre ogni anno per il Palio di Feltre. Quest'anno lo abbiamo anche vinto, abbiamo fatto la doppietta e oggi siamo qua a presentarvi i nostri tamburini e sbandieratori in un gruppo un po' ridotto ma sempre belli da vedere. I tamburini e sbandieratori si allenano e si esibiscono tutto l'anno. A settembre hanno già fatto altre 3 uscite, adesso c'è ottobre con altre 2 in programma, quindi è un gruppo che funziona 365 giorni all'anno. Fanno dei duri allenamenti 2 volte a settimana, sia il gruppo dei tamburini che il gruppo degli sbandieratori, quindi è proprio un bel gruppo affiatato di ragazzi giovani. Abbiamo degli sbandieratori che poi vedrete nei numeri che hanno 12 anni e quindi è un vivaio continuo, un continuo cambio generazionale per avere dei ragazzi sempre pronti a dare il meglio di loro stessi. Quando già credevo d'esserci riuscito, sono caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha amato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e sono restato. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto che sia sincera. Che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono ai ripasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Allora, questo gruppo nasce così, per un'idea che abbiamo avuto di formare un gruppo per fare delle canzoni un po' diverse da quello che facciamo di solito, e io, Fabio, Michele e Marco facciamo già parte del gruppo di Mazzocco, quindi suonavamo già assieme, a parte Marco che è un tenore, quindi però suona la chitarra. E abbiamo chiamato Paolo, si è offerto Paolo Magarotto che suona la tastiera, e abbiamo trovato un amico di Michele che è Andrea che suona benissimo la chitarra elettrica. Ci siamo trovati e abbiamo visto che possiamo fare qualcosina senza tante pretese. L'importante è divertirci, avere entusiasmo e fare un po' di musica così per passare un po' il tempo. Facciamo anni 70-80 per adesso, solo musica italiana. Nel proseguo può essere che magari facciamo qualcos'altro. Vento d'autunno, amico di ieri, oggi nessuno si cura di te. La tua voce
stasera, che sera, per stare tutto il tempo con te. Di notte l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare. Fare il signore, un mendicante, non scordarsi mai credo di essere anche amati stasera. Che sera, stare tutto il tempo. Questo pezzo si intitola The Long Way Home e è nato in occasione del matrimonio di due persone a noi molto care. E così è nata questa idea di provare a lavorare per una volta su una storia d'amore felice, su un amore bello. Bello in tutti i sensi, su un incontro bello, leggero, pulito, allegro e pieno di vita e di colore. Poi di provare a trovare una formula nella danza, nel linguaggio del corpo, in quello che era il nostro specifico, insomma, per provare a comunicare quest'idea per cui due persone che si incontrano non sono una forma statica e finita, ma sono un punto di partenza, no? Un punto di partenza per uno slancio grande. Pero